Buongiorno e benvenuti a questo primo appuntamento settimanale con A Voi la Linea. È sempre più vicina alla quota della zona rossa di 510 l'occupazione dei posti letto nelle aree mediche del Friuli Venezia Giulia. Spesso il primo accesso per difficoltà respiratorie negli ospedali è il pronto soccorso che, travolto dalle richieste, vede allungare i tempi di attesa. Ci colleghiamo con la nostra Isabella Gregorato che ci fa il punto della situazione a Udine. Sentiamo. Pare che la situazione stia leggermente migliorando rispetto ai giorni scorsi qui al pronto soccorso di Udine. Ne parliamo con il direttore, con il capo dipartimento di terapia intensiva Flavio Bassi. Oggi ho detto bene, sta leggermente migliorando la situazione. Sì, rispetto alle settimane precedenti. Comunque il numero dei pazienti, delle persone che accedono al pronto soccorso, sia quello che noi consideriamo pulito, sia quello che noi consideriamo Covid, è ancora molto elevato. In questo momento ci sono mediamente 18-20 pazienti in attesa. In attesa vuol dire di essere visitati, di fare degli esami, di capire anche dove poi trasferirli, no? Perché sono per fortuna pazienti che hanno delle polmoniti, quando hanno le polmoniti Covid, molto ridotte, che però necessitano di ricovero in ambienti ospedaliere, in ambienti medici che attualmente sono saturi. Ecco, quindi abbiamo detto anche oggi 18-20 persone, però non vediamo le code, no? Perché nei giorni scorsi c'erano anche code esterne per poter accedere. Sì, presumibilmente, come anche stanno dicendo anche l'IS, come stanno dicendo gli esperti, dovremmo essere in una fase di riduzione dei contagi, quindi discesa della curva. Questo però non significa che dobbiamo abbassare i livelli di protezione, di sicurezza, perché appunto nel momento in cui si abbassano questi livelli c'è il rischio di una ripresa della curva. Quindi probabilmente speriamo che nell'arco di qualche settimana si riesca ad avere una vita un po' migliore, insomma. Ecco, dottor Bassi mi spiegava che il problema è sia nel fatto appunto degli accessi al pronto soccorso, ma anche delle persone che hanno altre patologie e si scoprono positive al Covid e quindi qui non sapete come sistemarle. Sì, esattamente, questa è un'altra parte che probabilmente nelle edizioni precedenti era un po' ridotta, nel senso che nelle edizioni precedenti le patologie erano ben più gravi. Attualmente invece ci sono molti positivi che vengono scoperti nel momento in cui vengono ricoverati, arrivano in pronto soccorso appunto per altre patologie, per altre problematiche, viene fatto il tampone di screening e un numero abbastanza consistente di questi pazienti risultano essere positivi, che poi appunto devono prendere una via di isolamento nei vari reparti che abbiamo allestito, ma che appunto incrementano le problematiche proprio organizzative, assistenziali, infermieristiche e anche mediche. Ecco, quindi avete dovuto organizzarvi guardando anche verso altri orizzonti, verso altri ospedali. Certo, e questo gli ospedali di rete sono in questa fase estremamente importanti, no? Per detendere l'ospedale centrale, l'ospedale appunto di Udine. E in questi reparti in questi ospedali di rete sono state allestite delle strutture, dei reparti di medicina in modo particolare dove appunto allocare il paziente Covid affetto da malattie che non sono però polmoniti. Quindi questo vi sta mettendo veramente alle strette, poi mancanza anche di personale. Sì, e questo sta portando a un altro aspetto che mancando anche il personale, perché diversi appunto sono positivi, per fortuna sono asintomatici grazie anche alla terza dose, però devono comunque rispettare un periodo di isolamento di almeno una settimana prima della negativizzazione. Questo cosa comporta? Comporta che c'è anche una riduzione di quella che è l'attività
rutinaria, quindi vedi interventi chirurgici che risultano essere in questa fase critici proprio per la necessità di dover ridurre questo tipo di attività chirurgica per spostare le forze verso i pazienti Covid. Quindi anche questo è un nodo da risolvere, i positivi asintomatici. I positivi asintomatici sono numerosi, richiedono appunto meno necessità di terapia intensiva, proprio perché hanno, diciamo, una protezione legata al vaccino. Probabilmente anche questa variante Omicron, che ormai è per la maggiore, è forse meno morbigena, però se si manifesta in pazienti che hanno altre comorbidità, allora la cosa appunto si amplifica. Vigilia di obbligo di Green Pass per poter accedere nei negozi d'abbigliamento. Da domani infatti solo chi è in possesso della certificazione verde potrà fare shopping. Una disposizione che preoccupa i commercianti già alle prese con un calo di acquisti nonostante i saldi. Alexis Sabot ha raggiunto Arteni per capire come sono organizzati a questa novità in partenza da domani. Siamo da Arteni alla vigilia dell'obbligo, d'esibizione dell'obbligo del Super Green Pass anche nei negozi d'abbigliamento. Con Gianni Arteni, Cristina Arteni, vi siete già organizzati, anzi una cliente può arrivare perché ci sarà una torretta predisposta al controllo. Esattamente, questa è la torretta che ci sarà all'ingresso. La cliente può avvicinare il suo Green Pass sia base che rafforzato, ovviamente. Uscirà, come vedete, un bigliettino col nominativo. Una cosa importante: queste torrette non registrano nulla, per cui ci sarà semplicemente sul bigliettino il nome che il cliente conserverà all'interno della visita nel nostro punto vendita. Semplicemente questa sarà la cosa che faremo. Siamo costretti a chiudere, noi normalmente abbiamo 3 ingressi, ne faremo uno solo centrale. Siamo convinti che fare questo è anche per accogliere i clienti in tutta la sicurezza possibile, come sempre noi facciamo, e ci siamo adeguati ovviamente alle regole del governo. Avete tutti i dispositivi di sicurezza, perché in realtà c'è anche la torretta con la misurazione della temperatura, l'igienizzante, e poi appunto il controllo del Green Pass verrà posizionato proprio nell'ingresso. Tutto questo da domani mattina. Esattamente, da domani mattina in tutti i nostri punti vendita ci sarà lo stesso. Anche un grosso investimento. Ahimè sì, però abbiamo preferito farlo in questo modo piuttosto che rincorrere i clienti con il cellulare. Insomma, ci sembrava una cosa più semplice, più facile. Gianni Arteni, come sta andando anche in vista di questa nuova norma, di queste nuove disposizioni? Ma diciamo che io francamente non mi aspettavo questa recrudescenza dei contagi, quindi come tutti gli italiani credo sono nel pallone. Per quel che riguarda come vadano le cose, vedete da soli, non c'è affluenza, molto bassa perché la gente ha paura, e speriamo che questa ondata ci lasci vivere e incomincia a scemare, come pare che nel resto dell'Italia i contagi stanno diminuendo. Noi ci siamo organizzati come sempre per rispondere alle norme, per rispettare le norme, che fa parte del nostro modo di operare. Siamo molto dispiaciuti che alcune persone pensano che siamo noi a inventarci queste complessità. Non è così, il nostro è semplicemente un modo dovuto di rispettare le regole, come l'abbiamo sempre fatto. Dopodiché dipenderà dalla coscienza delle persone e di chi comprende che noi siamo in una posizione dove dobbiamo dire signor sì e obbedire. Voi avete già notato un calo nonostante i saldi, e pensate a un ulteriore calo dalla disposizione di domani, dalle nuove disposizioni di domani? Ma questo calo credo che sia dovuto alla pandemia, credo che sia dovuto alla paura che la gente ha di esporsi in qualsiasi modo, ed è legittimo pensare questo aumento dei contagi, soprattutto nella nostra regione, non può non spaventare la gente e mettere in allarme tutti. Penso che il vestire sia una delle ultime cose a cui la gente pensa.
E quindi se dovessimo dare una percentuale di calo delle vendite, dei consumi, lei che cosa ci direbbe? Ma allora, io ho notizia da mia figlia che lavora 10 ore al giorno e che ieri sera con gli amici sono andati a mangiare una pizza dopo la chiusura del negozio. Non faccio il nome della pizzeria, del ristorante, ma mi ha detto che erano un tavolo solo loro. Quindi questa la dice lunga su come si comportano i friulani in questo storico momento e soprattutto in un mondo irreale. A me pare di vivere in un altro pianeta, non so voi, perché veramente è una cosa triste dopo 2 anni di una vita ridotta al lumicino, perché non possiamo questo, non possiamo quello, siamo molto preoccupati della continuazione di questa situazione. Speriamo che si verifichi veramente quello che gli esperti dicono, che andando verso la primavera dobbiamo aspettarci un miglioramento e un ritorno, tra virgolette, alla normalità. Polemiche e lamentele per i tamponi gratuiti promessi dalla Regione da parte dei farmacisti, già travolti dalle richieste e impossibilitati a soddisfare tutte le domande. In particolare chiedono maggiore chiarezza sui rimborsi. I farmacisti chiedono chiarezza, sono in attesa di avere notizie dalla Regione per sapere quando partire. Sono a disposizione per dare un aiuto ai dipartimenti di prevenzione perché dovrebbero partire i cosiddetti tamponi gratuiti. Ma in che caso? In quali casi? E quali sono le osservazioni chiaramente dei farmacisti? Ne parliamo con Luca De Grassi, che è presidente di Federfarma del Friuli Venezia Giulia. Quindi siete in attesa, tamponi gratis, voi siete d'accordo? Certo, siamo d'accordo, siamo contenti di poter aiutare la Regione anche in questa fase così importante e di poter assicurare un servizio ancora più ampio. Le farmacie impegnate in questa attività, in questa campagna sono oltre 200 e ogni giorno si fanno fino a 15.000 tamponi al giorno, quindi già oggi il nostro impegno è estremamente importante. Da domani dovremo vedere quanti giorni saranno necessari per aggiornare i sistemi informativi, i sistemi informatici, per poter erogare i tamponi gratuiti per le persone in isolamento e in quarantena. Siamo molto attenti perché qui non sappiamo come riconosceremo queste persone ed è importante che questo venga fatto con chiarezza e con semplicità per gli utenti che usufruiranno di questo servizio gratuito. Ecco perché i vostri dubbi sono proprio questi, no? Per poter dare la garanzia alle persone che terminano la quarantena, se sono negative con il tampone antigenico, se possono appunto rientrare a lavorare o tornare a scuola. Esatto, è importante che le persone possano ricevere in qualche modo qualsiasi attestato o certificato che consenta di poter usufruire di questo servizio gratuito anche in farmacia e che noi lo possiamo ricevere con semplicità e con sicurezza. Detto questo, invece, sarà molto più facile mettere in atto quello che è il tampone cosiddetto agevolato per i bambini. Sappiamo che fino adesso c'era una piccola difficoltà perché i tamponi agevolati erano assicurati solo per una fascia di 12-17 anni. Con questo nuovo intervento l'agevolazione viene estesa a tutti i minori da 0 a 17 anni, quindi per tutti i bambini ci sarà la possibilità di avere il tampone agevolato per qualsiasi necessità. Quindi voi siete solo in attesa di nuove, di ordini? Esatto, noi adesso attendete dall'alto. Nelle prossime ore ci attendiamo di ricevere tutte le informazioni utili, necessarie per poter procedere e quindi ci aspettiamo che a brevissimo potremo fare dei tempi precisi. Bene, ringraziamo il presidente di Federfarma del Friuli Venezia Giulia, Luca De Grassi, e qui dalla farmacia De Grassi di Udine è tutto, restituisco la linea allo studio. E noi adesso ci prendiamo una piccola pausa per la pubblicità. Rieccoci nuovamente assieme per la seconda parte di A voi la linea. Posa della prima pietra a Udine per una vera e propria nuova scuola che verrà utilizzata dai vari istituti cittadini per trasferire gli studenti in caso di lavori e cantieri. I primi ad entrarci saranno quelli del Liceo Scientifico Marinelli. Ha seguito per noi la cerimonia Isabella Gregoratto.
Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo in via Aspromonte e qui alle mie spalle si vedono già i paletti dove è stata individuata la costruzione di una nuova scuola, perlomeno una nuova sede che per il momento ospiterà soprattutto gli studenti del Marinelli e che un domani rimarrà a disposizione di tutto il centro studi, quindi non strutture amovibili ma una struttura fissa. Ne parliamo con l'assessore regionale Graziano Pizzimenti, perché è importante dare agli studenti un nuovo servizio, tra l'altro in un'area che è vocata in sostanza per avere studenti. Beh, siamo all'interno del centro studi di Udine, è storico, va in costruzione una nuova scuola per Udine, quindi una scuola dopo tanti anni viene edificata per dare respiro a quelle che sono, in questo caso al Marinelli, ma poi in futuro anche le altre scuole, per poter poi mettere a norma gli istituti, quelli storici. Quindi un obiettivo importante, in pochissimo tempo la Regione ha trovato i 5 milioni di finanziamento, sono state fatte le gare per la progettazione, poi la gara per l'individuazione dell'impresa esecutrice, quindi per noi sono tanti obiettivi che vengono raggiunti una volta sola. Ecco, per una spesa la Regione... 5 milioni, sono 5 milioni a disposizione, sì. Ecco, con noi c'è anche il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, perché l'area in cui sorgerà il nuovo edificio è di proprietà comunale. Sì, è del comune che proprio con grande volontà e soprattutto con grande piacere l'ha messa a disposizione per costruire questa nuova sede del Marinelli. Ci saranno lavori importanti nella sede storica di questo istituto fondamentale per la nostra città, ma anche direi per tutto il Friuli, e siamo contenti che la Regione abbia velocizzato le cose e che quindi Udine possa avere a disposizione questi nuovi spazi per ospitare gli allievi, i docenti e per continuare insomma quella qualità di formazione che viene fatta nei nostri licei, e quindi in questo luogo nuovo, con nuove attrezzature che dureranno per un certo periodo di tempo. Stiamo parlando però sempre di prefabbricati, perché il Marinelli continuerà a esistere nella vecchia sede storica che sarà oggetto adesso di lavori. E comunque questa nuova struttura potrà servire un domani, appunto come si diceva anche con l'assessore Pizzimenti, potrà servire anche per ospitare le classi di altre scuole. Sì, perché c'è ogni anno l'emergenza aule, tutti gli istituti superiori hanno difficoltà, anche le scuole medie, e quindi stiamo lavorando un po' in tutta la città. E tutti questi edifici, che ormai sono anche storici perché hanno una certa età, sono oggetto di ristrutturazioni, quindi è importante avere un polmone di aule che possa sopperire a queste esigenze. Ecco, un'ultima cosa per quanto riguarda le caratteristiche, anche quante aule ci saranno? Ma più di 20 aule moderne, chiaramente costruite con i criteri con questa metodologia di prefabbricati. Chiaramente sono antisismiche perché i prefabbricati per loro natura hanno questa caratteristica, quindi un luogo che è sempre attaccato alla sede storica, quindi non ci saranno problemi di spostamenti di questo tipo di questioni, e quindi è un bel lavoro molto importante. Ecco, sentiamo anche il dirigente del liceo scientifico Marinelli di Udine. Avevate questa necessità perché tanti ragazzi altrimenti dovreste spostarli praticamente in tutta la città e siete già compressi all'interno dell'istituto. Il Marinelli ormai è completamente saturo negli spazi. Questa costruzione di questa palazzina non solo rende possibile i lavori di ristrutturazione senza creare dei disagi che sarebbero stati pesantissimi, perché dopo 3 anni scolastici legati alla pandemia avere 20 classi che venivano dislocate in vari luoghi della città sarebbe stato insostenibile. Chiaramente noi occuperemo temporaneamente in forma univoca questi spazi, che sono 26, per cui avremo 20 classi più 6 spazi laboratoriali eccetera, però credo che sia un bel polmone anche poi successivamente per Malignani, Zanon, le scuole che hanno bisogno di ulteriori classi, di ulteriori aule, quindi è credo un investimento che andava fatto anche dentro una architettura di tipo ecosostenibile, che penso sia una novità per la nostra città. Bene, e quando pensate di rientrare, praticamente di far rientrare gli studenti direttamente in sede? Si parla di 1 anno e mezzo di lavori, mettiamo 2 anni scolastici, credo che ci saranno 2 anni scolastici con le classi qui.
Ci spostiamo adesso nella destra tagliamento, dove c'è un ricco calendario di appuntamenti per gli over 65 pordenonesi che così possono tenersi in forma ed è questo quello che è stato proposto per quest'anno dall'Associazione San Valentino, un sodalizio storico della città che opera con il supporto del Comune nell'ambito del progetto Colora il tuo tempo. Gruppi di cammino, ginnastica musicale in acqua, balli di gruppo e ancora respirazione consapevole, corsi di yoga e tai chi che si svolgeranno all'aperto al parco. Questo è il ricco programma di attività per il 2022 dell'Associazione San Valentino di Pordenone, che in partnership con il Comune propone numerose attività gratuite per gli over 65 con carta d'argento, tutto nel solco del compianto Franco Toffolo, storico presidente, portato via dal Covid. Lo scopo di questa associazione è principalmente mettere insieme le persone, cioè dare la possibilità di stare insieme, di fare delle attività che fanno bene alla persona, che aumentano il benessere della persona, aumentano la socializzazione e quindi creano un benessere anche psicologico oltre che fisico. San Valentino resta anche un punto di riferimento aggregativo fondamentale. L'associazione San Valentino è un patrimonio di questa città, un patrimonio in termini di volontariato, di solidarietà, di coesione sociale, di iniziative di ogni genere e tipo che consentono alla nostra comunità di poter occupare in modo intelligente e fruttuoso il tempo libero. Oggi ho detto loro che dobbiamo ringraziarli perché? Perché la rete sociale pubblica sicuramente è attiva e consente di dare protezione a molte persone, disabili, anziani, persone in condizioni di marginalità sociale o ragazzi devianti, però senza il contributo fondamentale di realtà come la San Valentino la nostra comunità starebbe sicuramente peggio. Per l'amministrazione comunale e per le politiche sociali in particolare l'Associazione San Valentino rappresenta un punto di riferimento e una grande risorsa per il grande lavoro che fa per la città e per la comunità. Le politiche sociali supportano tutti i corsi e tutte le attività attraverso la carta d'argento e che consente a tutti i possessori ultra 65 anni di partecipare a tutte le iniziative che nel corso dell'anno vengono realizzate. Voglio sottolineare l'importanza dei valori che l'Associazione San Valentino promuove, quale portatrice appunto della promozione della salute, del benessere psicofisico a 360 gradi e anche dell'invecchiamento attivo. E chiudiamo con lo sport perché oggi è l'ultimo giorno di calciomercato, alle 20 stop alle trattative. Vediamo cosa è successo e cosa può succedere in casa udinese. Alle 20 di oggi chiude la sessione invernale del calciomercato. Il momento del gong si avvicina e diminuiscono quindi le possibilità di grandi operazioni last minute. L'Udinese si è mossa per tempo con le risoluzioni di Teodorcic e Forestieri, rinunce che hanno diminuito il potenziale quantitativo per l'attacco, che potrà comunque contare sul bomber Beto, su Success, su Pussetto e su Delofeu, che vede rinviati a giugno i sogni di tornare in Spagna e forse su Nestorowski. L'attaccante Macede non ha mai trovato molto spazio ed è sul mercato. Pochi giorni fa ha esternato la curiosità per un eventuale approdo in Turchia, ma per ora ha avuto più richieste dalla Serie B. Vedremo se in queste ultime ore riuscirà a trovare una squadra di suo gradimento. Il centrocampo dovrebbe rimanere immutato. L'Udinese ha rifiutato le avance del Parma per Mato Iaialo, ritenuto il vice Wallace e in scadenza di contratto. L'idea è di rinnovare l'accordo, che però difficilmente potrebbe essere solamente di un anno. Per il centrocampo l'Udinese si è mossa nelle ultime ore alla ricerca di Salvatore Esposito, ottimo prospetto in forza alla SPAL. I 4 milioni chiesti dal club ferrarese hanno indotto la proprietà friulana ad alcune riflessioni. Vedremo se entro questa sera si arriverà ad un dunque. È di fatto questa l'unica operazione in entrata per l'Udinese sulla quale sono accesi i riflettori. Arslan, anche lui in scadenza di contratto, sarà confermato. Striger Larsen si libererà, salvo colpi di scena, oggi a parametro zero e potrà già iniziare a scegliersi una nuova squadra per la prossima stagione. A sorpresa, l'Udinese ha deciso all'alba del mercato di mettere mano alla difesa, unico reparto in cui il muro formato da Beccao, Neuting e Samir sembrava dare certezze. Samir, il giocatore che da più tempo vestiva il bianconero, è passato al Watford e se n'è andato anche De Maio, finora buona riserva. Sono arrivati Filip Benkovic, fermo da troppo tempo per poter essere subito impiegato, e Pablo Mari. Lui sì potrà essere gettato subito nella mischia, anche perché l'Udinese potrà goderselo solo fino a giugno, visto che è arrivato in prestito. E per oggi è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon pomeriggio.